Sabato erano in 3.000 a Riese Pio X per le celebrazioni del centenario dalla morte di Papa Pio X, con la lunga processione tra le strade percorse da Papa Sarto e per la messa officiata dal segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. 24 ore dopo, a Lorenzago di Cadore, è sempre il cardinale Parolin a celebrare una santa messa di fronte a 1.500 fedeli in un santuario naturale nel bosco bellunese. Ringraziamo Dio per la bellezza delle montagne e dei boschi, una bellezza che porta in sé la visibilità dell'invisibile. Là tra quelle montagne che avevano ospitato per 6 anni le vacanze di Papa Giovanni Paolo II e per un anno Papa Benedetto, luoghi che ora sperano di poter accogliere presto anche Papa Francesco. Un augurio di cui si è fatto portavoce lo stesso cardinale Parolin, che ha promesso ai fedeli di girare al Santo Padre l'invito a tornare nella diocesi di Treviso. Papa Francesco, che in queste settimane più volte ha pregato per la pace nel mondo, chiedendo che si smetta di combattere nei tanti scenari di guerra, dall'Iraq all'Ucraina a Gaza, una preghiera a cui ha dato voce durante la messa anche il segretario Vaticano. Vogliamo questa sera pregare, tutti noi qui riuniti in modo particolare, per la pace nel mondo e soprattutto nelle situazioni di maggior lacerazione e di maggior conflitto.